Allora, saluto a tutti, ringraziamo dunque al servizio di lingua corsa da Iaccio e al Municipio da Iaccio e specialmente che ci accoglie stasera per un bel momento, spero. Dunque ringraziamo di essere venuti. Come l'ha detto Stefano, è un piacere di avere musicanti che sono giunti qui sul tema di mandolina che ci piace assai. E dunque abbiamo previsto 10 pezzi anziani, ne abbiamo parlato dopo con Bernardo Bazzoni, di Avonutega di Corsica e di un museo di Corsica. E prima di sentire i registramenti, prima di parlare di l'estro paesano e di nostre tradizioni, abbiamo il piacere di sentire qualche pezzo di studiantina iacina che se così è pronti e non ci mancheremo. D'accordo, allora si va io. Allora, che idea suonare? Qui abbiamo cominciato con Un mio mulino di, dunque, la famosa canzone che l'ha cantato Charles Rocchi. Allora vi stiamo assente e vi ringraziamo di essere venuti. Allora, prima di sentire il secondo pezzo di studiantina iacina, e ma scopre appena Avonutega di Corsica con Bernardo Bazzoni. Dopo questa sventurata poetica e musicale in onore a Charles Rocchi,
voglio parlare un po' di Stefano Dega di Corsica, che mi ha creato in annata 1992, a parte cioè di ricerca di Felice Guigi, che è stato chi firmerà sempre un maestro. Tutto è cominciato nel 1979 per me. Dans le festival des Nuits d'Alzi Prado, le baron de la Grange a eu la très bonne idée d'inviter Félix Quiligi en tant que musicologue corse. Quiligi che aveva tutti i paesi, quasi tutti i paesi di Corsica, per Arigoli e a memoria di Corsica, i ganti anziani e suonate strumenti, ha fatto le ricerche nelle mandoline, i viscaroli e Gedare. E dunque, oggi, come ha detto di nuovo al Festival in Calvi l'altra settimana, l'estro paesano si intrace di realizzare il sogno di Félix Quiligi. Perché dico sogno? Dico sogno perché Quiligi, prima che lo morissi, aveva detto alla gente che la registrava che l'aveva dato il giro di tutti i paesi corsi per far sentire ai paesani l'enregistrement. Le secondo sogno di Félix Quiligi, c'était de créer une phonothèque à dimension régionale dans une future université qui n'existait pas encore. Perché all'epoca non c'era né museo né università, ni région de Corse, il n'y avait rien, il n'y avait pas de structure. Il y avait plusieurs associations de passionnés et de musiciens qui s'exprimaient dans les cabarets ou dans des veillées, dans les villages, dans les fêtes des villages. Donc, è un grande onore da principiare un omaggio prima a Charles che ha dato tanto a canzone corsa, il canto corso tradizionale. E prima di elencare di sfruttare un po' questo programma di registramento anziani, dunque noi siamo sempre qui, grazie all'Antichi, grazie al gruppo di studiantina a Cina che è nata e è stata creata nel 1901, a principio del VIII secolo. Grazie a Felice Quiligi, grazie alla Regione di Corsica e di nuovo a José Colombani, il violo di un grande mandolinista, Bastiano Colombani, che quando ha principiato a lavorare per il Museo di Corsica mi ha dato la sua confidenza e sono stato ingaggiato e da poi continuiamo. Dunque tenere un po' a rammentare la storia, tutto il suo percorso da Quiligi, l'università, il museo, la Regione di Corsica, la studiantina e tant'altri che mi sento che hanno partecipato a Fabi e a mandolina e a chitarra in Corsica. Allora, giustamente, ma sente il secondo pezzo dei nostri amici di Studiantina e a Cina, e sul pezzo mi pare che è un pezzo assai conosciuto e Marfisi e che si chiama Solinzara.
mai esente il terzo pezzo di nostri amici di studiantina a Cina, due parole non da un progetto che abbiamo chiamato degli anni fa Estro Paesano. Di infatti una maniera ci siamo visti che erano pochi quelli che collavano a Santa Yvonne al museo e pertanto c'erano, diciamo, aspettavano di buone sante questa memoria comune e abbiamo pensato di far sorte l'archivio della nostra cittadella cortinese e di andare verso i paesi, di girare così parecchi paesi di Corsica da poi 10 anni. Eravamo venuti qui parecchi anni fa, è vero, e siamo assai felici oggi di proporre dunque una raccolta di pezzi di mandoline e di chitarra di Giocondo Ajaccio. Vi vedete non c'è un programma, non so se tutto il mondo ha potuto avere un programma, casomai sono qui e non c'è scena, a Piede di Bru. E vi vedete che ci sono parecchi affari, vecchi pezzi, personaggi importanti di mandolina che mi scopre insieme da qui a poco. Sentiamo dunque l'ultimo pezzo di nostri amici, come si chiama su pezzo? Valsa Jaxienne, évidemment. Ringraziarvi.
siete stati aiutati da Livia Maria Bartoli, che è venuta a un rinforzo. Allora lasciamo i nostri amici di Studiantina Iacina a piegare tranquillamente gli affari e noi abbiamo cominciato, abbiamo attaccato il nostro programma, dunque con un personaggio assai importante per la mandolina in Ajaccio e abbiamo parlato dunque di Bastiano Colombani. Allora, il primo passaggio che mi sente si chiama Nostalgia d'Ajaccio, che è una musica assai bella, dove a senso mio il romanticismo di Bastiano Colombani si esprime. Allora, Bastiano Colombani, io l'ho conosciuto, infatti mica per via di mandolina, faceva ricerche di suonare il violino e fatto si sta che Bastiano Colombani per via di mamma e di famiglia colonna di Gioelina, che è di nuovo famiglia, passando per Blasca. E sono giunto a Sebastiani alla scuola di studiantina all'epoca e ha arrivato a sue conoscenze e l'ha arrivato a parlare di uso avant Ange Félix Colonna di Gioelina, di Obrado di Gioelina, e elle mi ha rigacciato 3 o 4 sonate. Dunque finalmente Bastiano Colombani, dopo è diventato compositore, ha animato le studentine a Iacina, ma aveva sempre una relazione, io ricordo quando aveva dei gialli in paese, a Obrado di Gioelina, ricordo della sonorità di un violino corso. Un po' come Livia Maria Bartoli che di anni nipote di un grande sonoro di violino fiomontaggio. Bon, guarda che mi proclama. Dunque, Nostalgia d'Ajaccio, c'è un cambiamento al momento dato di tonalità che fa assai impressione. Il ritmo è quello di un bolero, domanderemo a François Giordani dopo, ma ho l'impressione che il bolero non è tanto usato in corsa. Ho l'impressione.
dunque a Bastiano Colombani che era accompagnato a chitarra da Yvon Bosé, Yvon Boselli, un Ajaxien, un Ajaxien che tu conosci, oui, qui était ancien de la DHI, dans les années 50-60. Voilà. C'est un très bon guitariste. e che è sempre vivo, Oui, oui, il habite sur la côte vers Portici. Portici. E donc, questo registramento faceva parte di un cartone di registramenti che lo aveva dato Bastiano Colombani al Museo di Corsica, alla Fonoteca regionale. Il secondo strato musicale si chiama Marche des mandolinistes ajacciens. Sempre con Yvon Boselli a chitarra. Si riconoscono tutti i mandolinisti d'Ajaccio dans cette marche des mandolinistes ajacciens. Alors, Boli a Dion una Faruccio e che a Martia è un ballo che piace assai a parte di Genoesimo secolo in Corsica, posto di suonare il violino a suonarlo. Abbiamo per esempio Martia di Napoleone in Sermano, suonato da Giacometti, una Martia di Zonza, che apriva il carnavale di Obesi e Zonza. Abbiamo una Martia Garibaldi, suonata dagli suonatori come Achille o Carlotti in Fiumoro. Qui a un momento dato c'è una tecnica, c'è un ritorno nanteguasi, come mi ha imparato il mio professore di mandolina, René Valecale, gli rendiamo di nuovo omaggio, è stato il nostro professore. C'è un ritorno nanteguasi, penso che è un effetto d'origine italiana, col bolso. Il terzo passaggio si chiama
Chi è un nome dunque, dell'insieme dell'orchestra Plectra di Studiantina Iacina. Come ha detto Nanzo, un'associazione di mandolinisti e altri strumenti a corda, l'Astronomo Plectra, creati nel 1901. Sostrato musicale diciamo ha un colore c'è una piccola influenza, un colore musicale di paesi dell'est, di paesi di Russia. E ne approfittemo per aggiustare che da volta Toussaint Landucci a chitarra. Toussaint Landucci che ha 95 anni e che sta in Ajaccio. Colombani accompagnato da Toussaint Landucci. Non so se Christian Rieder, dove è Christian? Avete questa con... non so che dove è Christian? Ah, bon. Bon, on lui demandera. O quadriglio corso. Allora, quindi un arrestamento di dove questi? Allora, o quadriglio corso l'ho scoperto quando facevamo ricerche, sono andato a vedere Angela Lecca, originaria di Asocia, e ella aveva conservato un disco 45 giri
delogé au quadrio corso Giugato dalle Studentine. Et donc là, je dirais que c'est un extrait où on sent vraiment l'influence culturelle des pays de l'Est. Et il faut savoir que voilà, les orchestres à plectre en Europe se réunissaient dans des manifestations qui s'appelaient les Européades, qui étaient des regroupements de groupes folkloriques avec des défilés, des repas en commun. Donc c'erano i scambi, si parlavano, si passavano le musiche. Je pense que là, il y a une forte influence. Voilà. Et ici, l'accordéon relie les diverses sonorités. Alors, Sturganette e suonato, m'a confirmato dopo ancora Monsieur Royo, Victor, l'accordéon était joué par Monsieur Linz. Voilà. Allora, quadriglio corso. Quando io ricolto questo disco, quando io la lega mi ha detto, a di un teso qui la melodia, c'est-à-dire la musique de ce quadrille, aurait été recueillie par un prêtre dans la région de Bastilica. C'était la source orale et après transcrite. Allora, ma continuiamo con un altro pezzo registrato in Naiaccio 25 anni fa. E sono 25 anni e un certo Jean Bozzi, ne parlavamo non con François Giordani, che è sempre vivo ma très malade, voilà. E allora di una maniera per noi oggi di fare un piccolo omaggio sentendo la valse corse. Jean Bozzi l'aveva scontrato in Usogafè, una stretta fescia. È un tipo naturale, questa esperienza. Io ho una formazione di chitarra classica. Il avait enseigné à Paris. Il était professeur au club à Paris. Professeur au fameux club. Une sorte de plus grand guitariste classique. C'est ça, mais c'était un virtuose, je pense. Hein. Et beaucoup de pédagogie. Et c'était un club, c'était une association musicale. Professeur, voilà, c'est ça. Et dopo, après il a joué, dopo ha suonato con Antoine Bonelli et il a créé son propre groupe avec d'autres musiciens. Il a joué avec moi pendant des années. Ah d'accord. Et c'est lui qui a donné le virus de la guitare aux Ajacciens. Ah bon, parce que les Ajacciens avaient perdu le virus. C'est-à-dire que les Ajacciens, c'était plutôt la mandoline que la guitare. Ah, plus le mandoline, d'accord. Voilà, parce qu'il y avait les Studentines, où il y avait l'orchestre mandoline. Les Studentines étaient un grand orchestre. Moi, je faisais partie de la Serena de Archine. D'accord. Mais eux, c'était plutôt musical. Oui. Mandoline et guitare. Il y avait des belles voix aussi, des très belles voix comme François Semodoral, les Cherbaille et compagnie. Mais c'était plutôt instrumental, la mandoline.
Et Jean Branch, a donné le virus. À l'époque, il y avait le Méditerranée, la marée Méditerranée, et tous les soirs, c'était plein de guitaristes de jeunes qui commençaient à jouer. On était, moi et compagnie. Mais c'est pas ça plus au Méditerranée qu'au pavillon bleu. C'était différent. Le Méditerranée a commencé avant le pavillon bleu. Le pavillon bleu a commencé en 59. Le Méditerranée, il y avait un grand guitariste qui s'appelait Louis Donzé, un mandoliniste. Louis Donzé, très grand mandoliniste, qui jouait avec deux doigts, comme Django. Oui. Et il y avait tous les soirs qui étaient pleins. Et il y avait un autre grand guitariste qu'on oublie, qui était Jean-Marc Couch, qui avait le colibri. On appelle ça Batouche. On a retrouvé des 78 C'était ans. un très grand guitariste aussi. Mais plutôt classique ou plutôt traditionnel? Voilà. Un guitariste, il joue un peu de tout. On a à la phonothèque, on a quelques 78 tours de Jean-Marc Couch. Jean-Marc Couch, oui, voilà. Et j'ai joué avec lui en 55. Mais sinon, c'è un mondo. E dopo aveva a giocare qui con Don Jean. Ça dépend ce qu'il donne. S'il nous paye bien, je joue. E Pazzoni di Vageo Cieco. Voilà. Tu peux en faire un chèque en blanc. Hein. Oui, comme ça, je mets la somme. Alors, Valse Corse par Jean Bozzi. Si sente la tecnica classica con dunque si sente veramente forte. Allora continuiamo con un altro personaggio importante d'Ajaccio, un certo Marco Ulongo. Era chiamato così. Marco Ulongo perché era piuttosto, non aveva mica bisogno di scale per cogliere gli apaci. I figli. Allora, quell'arrestamento, il 65, è un arrestamento dunque di Felix Quilici a Casa Corsa. Allora, dove era Casa Corsa? La Casa Corsa era rue Maréchal Ornano. Rue Maréchal Ornano. Où il y avait le Méditerranée, et donc on va à Casa Corsa, un po' più alto, avanti io avanti lontano, Capodanno. Ma a Casa Corsa era un luogo desiderato, non mica un cabaret. No. Lo c'era a Generale di Acci. Ah, c'era Generale Era veramente la Casa Corsa. Ah, bon. C'era un web, c'era tutto, c'era tutta. Ah, era una casa, un piccolo museo. Un specie di museo. Ah, un piccolo museo. Ah, bon. Sì, voilà, un museo.
Perché ci di a noi poeti come Zio Menegale, Devisa, ci di a noi Gantaori, Zonaori. Era un luogo straordinario. Era un gruppo straordinario. Ah bon. Ero andato a Monaco, in Francia, in Belgica, in Nice, a Prague. A Praga, oui. Et donc, fortuna è stata che Felix Quilici ci è giunta a Gasagorza e ha fatto un registramento veramente di qualità con la spiegazione di dove la famosa canzone O gioco missa. E da spiegare, Marco Paoli ci spiega come si è fatta la canzone. Cioè di tutti Marc Paoli di Uabo di Xavier, che si occupa di scuola municipale, direttore di scuola. Voilà, in Ajaccio. E mandolinista in un. Chitarrista du réseau. C'est difficile de trouver les instruments qui ne jouent pas. Ils jouent de 25 petits instruments, un peu comme ça. Et ils jouent bien. E giù bianco, è vero. Allora, oggi comincia con la spiegazione di Marco Longo. Stasera ho una fase venata a Catalina, tutti i sera andavo, stasera qui sta a fare la mano, ma non che tira, tagliano lunghi lunghi come quelli di un varco, e ne comincia. Oh, ma saranno bruttiti, ma saranno schianzati, tutti i seri sotto il suo arcolo, zu, ogni posto più, se vuole prendere di carabini, manza di canale, fai da un passo a mezzo cervelli. E noi non vincolavamo manco una parola, non vogliamo mica parlare perché cagliamo torto, tutti i sera sta pintaetto la lasciamo mica l'orma. E ne comincia i muti, e ne comincia, ma la polizia cosa faccia che sto paesaccio dalla vecchia? Non viene la mica carriata a fare che passano il notatorio no, a savanza di mazzacane qui, manza bruttiti. E se il San Profeta che sentì ma la polizia che la faca, bien, qu'est-ce que c'est que ce scandale de nocturne de cet appageur? E noi non canto, zitti, manco una parola, e mi fa la Santa Maria correndo. Oggi ho cominciato a essere qui, non ne posso più. Vai a spiegare, quindi comincia a cantare di Noella qua, o commissario va a spiegare che cosa non vaccini. E abbia cantato la canzone che Santa Maria ha cantato il commissario. Stai a senta. Stai a sentire il commissario, mi sta mangiando scrianza. Tutti siete sotto il balcone, fanno scandalo un portone, la listina e la manzana. Mi dici non Santa Maria, non ci vuole mi marita. Uno la cantare con l'altro si la scappa, non so più come gli fa. Oggi ho commissa e non so come gli va. Tutti seri sul rimuscio, un po' vicino all'uscio quando sente la chitarra. Dico alla quale sarà, sempre sotto zero, non si può tornare più dalla mattina con la stai passando un giorno mi sa, questa vita un po' dura, ma dopo sta più punto e culla un bastone, sappi che cagliamina, te la dico qui a Chanel jusque là, si s'avanza la brutti, un lavoro va finire, je leur coupe l'appétit. Oggi ho commissario e non so come la va. Tutti seri sul rimuscio, un po' vicino all'uscio quando sente la chitarra. Dico alla quale sarà, sempre sotto zero, non si può tornare più dalla mattina con la faccio un commissario che sta ballando con la voce di Santa Maria. E lui per rispondere a Santa Maria si è messo a cantare di Noello e voici ce qu'il a dit. Ça va, ma bonne dame, j'ai tout vu, j'ai tout entendu. Sachez une chose, que la police veille quand vous dormez. D'ailleurs, écoutez-moi bien. De la sécurité publique, je suis un des représentants.
Dans la rue phlegmatique, c'est moi matin l'être ossigeant. Lorsque je passe dans la rue, les femmes sont à l'admiration. Les voleurs se sont à ma vue, je suis le roi des arrestations. Je suis le gardien de la paix, toujours le poignet bien astiqué. Je marche méthodiquement, de qui pas en arrière et de pas en avant. À mon approche des voleurs, malfaiteurs et cambrioleurs se tirent vivement de pied, car je suis le bon gardien de la paix. E Santa Maria che risponde, oh je commissa, che insomma m'agava. Tutti si risolvono, vicino all'uscio quando si dà in cara. Dico, per quale sarà, sempre sotto giorno, non si può tornare più dalla mattina più lassù. Qui siamo nel quadro dell'organizzazione di Ionada della lingua corsa e qui si vede la relazione fra il corso, già abbiamo parlato in Carodio, et puis le commissaire qui, de par sa fonction, était obligé, enfin, ou se sentait obligé de parler français, même si certains commissaires étaient ou sont encore corses. C'era un rimuscio tutte le sere. Ah oui, oui. Et On en a fait le sérénat, mais pas une, enfin, tous les soirs avec le pauvre Lucas Mocognan, Xavier Franceschini, Lorenzo, François Simon Giovanni, mon frère et puis tous les soirs on était en sérénat. Tous les soirs. e come si passava? Spiegaci appena. C'était bien parce qu'on commençait vers 11h, 11h30. On commençait Maria siamo dormite, sogna di che arriva giù. Et après, on chantait d'autres chansons, des morceaux de guitare. Et pendant ce temps-là, les gens préparaient à manger. Charcuterie, fromage. Et après, nous invitaient à manger. Bon, des fois, ils envoyaient des coups de chambre aussi. Hein. A Cagliari. Ils appelaient la police aussi. Bon, ben, enfin. Après, je me rappelle, les collègues, ils sont au poste, ils faisaient chanter au poste. C'era un spirito d'amicizia finalmente, voilà. De bonne franquette, quoi. Voilà, c'était la bonne franquette. Allora, abbiamo messo nel nostro programma un coso appena strano, che viene a fare Bastiglia, una programmazione di mandoline e chitarre e accine. Allora abbiamo una spiegazione di infatti un personaggio importante che non era mica di Daiaccio, era piuttosto di Serra e Scopamena. E sul mandolinista era Jean-Baptiste Rocaser, che ha suonato in assai a studiantina iacina. E due parole in uno, dunque l'enregistramento di Quiligi, sempre Felix Quiligi, nel 1963 in Bastiglia, donc in Monserrato, e c'è un pezzo che si chiama Siciliana, che è un pezzo fatto, composto da un compositore corso, François Menighetti, che si faceva chiamare François di Toga, perché stava in Toga, in Bastiglia. E François Menighetti dunque faceva parte di mandolinisti corsi che hanno brutto assai, hanno composto assai pezzi per studentini giustamente, e lui era nato nel 1892 in Italia e dopo si era installato in Bastiglia e alla fine della sua carriera ha frequentato un macchione era un luogo per i musicanti e i cantatori che era tenuto da Vincent Orsini e parecchi cantatori corsi e musicanti hanno imparato e hanno sperduto belli pezzi di musica qua su a un macchione all'entrata di Bastiglia.
E abbiamo ascoltato ieri con René Valecale che noi parlavamo non e ha detto che una volta era venuto a un mattone e c'era un vecchietto con un avaretto che si stava posato accanto a un muro e Vincent Orsini l'ha presentato e ha detto René ti ha presentato qua che sia e infatti era François Meneghetti. Allora René era assai contento perché aveva inteso parlare di suo compositore famoso e hanno scambiato appena e ha domandato a François Meneghetti se lui aveva mandato le partizioni di suoi pezzi e François Meneghetti ha detto di sì e qualche tempo dopo René ha ricevuto in casa dunque le partizioni che l'aveva messo. Voilà. Donc petite aneddote così per dirvi. Infatti un mondo di mandolina è assai ricco e assai importante e siamo come museo in traccia di un bel lavoro di raccolta con tutte le partizioni che sono in Corsica. La Studiantina Iacina ha fatto un bel regalo di 1500 partizioni al museo di Corsica a 2 anni fa e facciamo di nuovo un lavoro nel fondo Pier Zonza che è quello che ha creato e che è stato presidente della Studiantina Iacina da poi faceva un bello peso al principio e c'è di nuovo un fondo di partizioni che si trova alla biblioteca Prela in Bastiglia e dunque il museo ha deciso di fare un'operata con il conservatorio di Corsica e con la biblioteca Prela per almanaccare appena tutte queste partizioni, per fare una ricerca appena larga con tutti i chitarristi e mandolinisti di Corsica. Voilà, dunque 2 parole per presentare questo pezzo che si chiama Siciliana, che è un pezzo assai apprezzato che voi conoscete forse. Finalmente scoprimo, enfin, a sappiamo, ma più avanziamo e più scoprimo che la mandolina è accrociata fra musica classica e musica orale di paesi, popolare, realmente. Siciliano, Mazurka de François Meneghetti dans le style populaire corse.
infatti l'occasione di Sera di Scopamena a mandolina era accompagnato da un professore di musica, Guido Gradi, che era originario di Ascolca, in Alta Corsica, che accompagno da Vecchia di Costinto Gors, con la sua esperienza. E è stato un professore di musica al liceo in Bastiglia, Guido Gradi, un piccolo omaggio a Sommo di noi che ha fatto tanto per il canto corso, ha accompagnato Felix Quilici in certi paesi a fare registramenti, ha fatto trascrizioni, dove è diventato, ha piato in mano le jeunesse musicali de Corse. Je crois qu'il a créé Ce Méditerranée, oui. Et ensuite, il a dirigé le festival de musique méditerranéenne à Bastille. Il a créé le festival et il a dirigé jusqu'à sa mort, il y a 3 ans, je pense. Oui, 3-4 ans. 3-4 ans. L'autre guitariste, alors, avoir un piccolo dubito, j'ai marqué Jean-Pierre Lanfranchi, et je me demande si c'est pas justement le commissaire Jean-Paul Lanfranchi, originaire de Guadalajara. Je crois que j'ai un doute. Abbiamo fatto un estro paesano degli anni fa in Bastia e giustamente in chiesa in San Carlo c'era un'epoca di cantatori di un gruppo d'Avagna e quando abbiamo fatto sente un pezzo dunque c'era Guido Gradi all'epoca e c'era dunque Jean-Pierre Lanfranchi di D'Avagna e le abbiamo posto la questione qual è su JP Lanfranchi e ha detto so io ma era veramente più ma era io, voilà, era io. Non è mica Jean-Paul, il commissario originario di Guadalajara, che era discendente di Lanfranchi che suonava violino in Alta Rocca. Dunque sono 2 persone differenti. A Igo perché siamo filmati per memoria di Staiante. E ora è sente un'area popolare, sempre gli stessi musicanti, Jean-Baptiste Rocazer e dunque io i chitarristi Guido Gradi e Jean-Pierre Lanfranchi. Aveva messo, era una mazurka può darsi di sopra, non era mica sicuro. Air Populaire Corse. Allora, per sentire diciamo, gli ultimi pezzi della nostra programmazione, abbiamo mandato ai nostri musicanti Don Jean e François Seliole hanno cominciato a installarsi nella scena con noi e abbiamo presentato dunque 3 pezzi di un fondo diciamo, di dischi che sono stati asciutti perché un po' non mica va una scelta di musiche, di chitarre e di mandolina senza parlare di 3 chitarristi importantissimi. Per Ajaccio voglio parlare per la sicura di Jacques Istria, di Antoine Bonelli e di Polo Quilici. Allora abbiamo scelto con Bernardo, abbiamo scelto 3 pezzi per fare
un omaggio a tre persone che hanno portato a chitarra Iacina a un altissimo livello e so che avrà sempre piacere alla Iacini e Gore. Serenada Iacina, Serenada Jaxienne, Jacques Listria, un certo Luino, e su durante un disco 45 tours che noi sentiamo subito. Jacques Istria era di famiglia colonna di Istria. Era o abo, era un chitarrista fine e professore di chitarra, era o abo di Jean-Jacques Colonna di Istria che ha fondato la Marge e la casa d'edizione Colonna Edizione. E Jacques Istria che accompagnava spesso i cantatori a Iacini, che non so. Jacques Istria, l'hai conosciuto? Oui. Accompagnava i cantatori da Iaccio appena. No, era un chitarrista classico. È lo classico. Era classico. E giocava sempre solo. Sempre. Ma mai per tutti les diosons de guitare, les de papillon bleu. C'est un bon guitariste. Ma era classico e era sempre solo. Ha fatto bene il tango, ha fatto... Vous qui jouez de la mandoline, moi j'ai plein de morceaux de partitions en corse. Si vous voulez faire des photocopies, il n'y a pas de problème, je vous les donnerai. Il y a énormément de morceaux de Jacques Huys, je dois avoir une vingtaine de morceaux de Jacques Huys. Et vous pouvez les apprendre, j'ai les partitions. Allora, che ne pensate? I chitarristi, i mandolinisti? Voilà. Potremmo anche fare una copia per un museo di Corsica, così tutto il mondo ne profiterà. Eh bien, oui. D'accord, pas de problème. Volentieri. Ringraziati François. Allora, ma sente la valsa jaxienne da un certo Bonelli. Bonelli l'hai conosciuto appena, no? Io ho 16 anni quando ero venuto. 16 ans. Come era, so? Il n'y a pas d'homme plus extraordinaire qu'Antoine Bonelli. Je parle en français parce qu'il y a peut-être des gens qui ne comprennent pas le corse. Et Antoine Bonelli était un homme extraordinaire. J'ai joué pendant 16 ans avec lui à Ajaccio-Paris, on a fait ça pendant 16 ans. Je n'ai jamais entendu dire un mot sur quelqu'un, sur un musicien. Il détestait ça, de parler des autres. Pour lui, tout le monde était bon, tout le monde était gentil.
Voilà, c'était un homme extraordinaire. On a fini ensemble au Casino de Paris, on a fait 5 mois au Casino de Paris avec Tino aussi, donc on fait des Tino, de 82 à 83. Et après, il a arrêté la guitare. Voilà. Et je vous dis, c'était un guitariste phénoménal. C'était le Beethoven de l'accompagnement corse. Rien que ça. E ha fatto conoscere assai a Walsa Iacino, perché Walsa Iacino si ritrova in tutta Corsica, è una di un testa all'organetto suonato da Pasqualina Fradacci allo Speloncato e l'Isola Rossa. Allora Emma Sante giustamente verso Ajaccier. Allora, un altro chitarrista che forse avete conosciuto con Don Jean, Polo Quilici. Polo Quilici si può dire che è un personaggio assai importante perché ha fatto parecchie composizioni, ma non era mica solo chitarrista, suonava di l'organetto, è vero? Diatonique. E allora abbiamo scelto, c'erano parecchi pezzi di Polo che sono meraviglie e abbiamo scelto Marimaggia che è forse uno dei più allegri, che rappresentano forse il suo personaggio. L'hai conosciuto appena tu? 2 anni. Allora come era? 69 settembre. Le sourire éternel. Sempre contento. Quando tu puoi vedere contrariato, mi ricordo. Era originario di Zica, no? Di Uvese e Zica. No. Di dove era? No. No, io ho già conosciuto Neato, Iacino. i fratelli che erano Calari, Uvapo, che era chitarrista qua con Ah bon? Ignazio. Ignazio. Sì, non era ancora che parla. Chitarrista, quello, figlio da Giacchiere. E un fratello suonava la chitarra e non un fratello. Un fratello che io accompagnato.
Come si chiamava? È sempre lo Piero. Piero. È sempre lì. E sta a Iaccio? Sì. Ecco. E beh, sì, non so se ti hai usato contatto, se ti hai usato il numero, se no lo possiamo scontrare. E beh, pulite, voilà, così allarghiamo le nostre ricerche. Allora, ma senta Mare Macchia. Bravi, allora siamo assai contenti stasera che Don Jean Tom e François Giordani, Don Jean Tom a mandolina, e di Cortinese, o Bue de Chacamana, e François Giordani a chitarra che ci face l'onore e il piacere di farci due pezzi per noi, per il Museo di Corsica, per a municipalità di Iaccio. Che idea va? Napoli. No, vi sto assente con assai piacere. Vi sto assente con assai piacere. Allora, Napoli.
Bravo. Allora, questo è un monumento di agricoltura mandolinesca in Gerardo, è Mezzacapo che ha composto su pezzo, che era assai apprezzato nei studentini, nelle orchestre plectre, è un pezzo tremendo di studentini, ringraziabile. E allora, il secondo pezzo, quale è? Il secondo pezzo, un pezzo di chitarra. Un pezzo di chitarra? Ha parlato di mandolina, ma è un cavallo di mandolina con volevi cantare. Stasera non posso mica che sono in servizio, obbligatorio. No, in più di questo siamo filmati. Allora, ma chi è su pezzo? Giocate. Fate. Chi è? Allez, volontiers. Fate, volontiers. Allora, chi dice un nome un pezzo? Questo era Valsesito. Hein? Ça s'appelle Balade à Sylvie. C'est un morceau sud-américain qui s'appelle La Partida. La partita. Elle est écrite en mi mineur, je la joue en la mineur et après je passe en mineur. E a che idea va? Comment ça s'appelle ça? Style Musette. Style Musette. André Verschuren.
Don Jean Tom, à François Jordan, si vous voulez